Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa sera abbiamo una puntata con due tematiche, la prima molto importante che riguarda l'economia della nostra regione, la seconda parleremo del CICAP. La prima, nel parlare dell'economia non poteva mancare ospite l'assessore Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della regione Veneto. Buonasera assessore. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie di essere con noi. Prima roba così, siccome ho anche una confidenza con lei, le faccio i complimenti, perché di solito nel periodo estivo, quando si rientra dalle vacanze, io sono ingrassato perché vai in vacanza, ma lei invece è dimagrito, è parecchio, dunque le faccio i complimenti. Grazie mille. Iniziamo proprio da questo. È uno sforzo titanico, ma insomma dai qualche chilo l'abbiamo perso. Ma ne ha persi paio, ma complimenti, complimenti davvero, perché essendo anche molto difficile chi ha la nostra stazza, molto difficile, molto. Le faccio davvero i complimenti. Grazie. Senta, inizio prima di parlare dell'economia, però inizio su un'altra tematica, inizio da questo maledetto Covid che si ricorda ancora anni fa abbiamo detto passerà, terminerà, durerà, non dura più di 2 anni, qui non ne veniamo più fuori. Beh, allora, insomma, oggi siamo con una prospettiva quantomeno nettamente migliore rispetto a un anno fa. Insomma, un anno fa noi non avevamo il vaccino, l'unico strumento che avevamo era quello delle chiusure. Oggi abbiamo i vaccini e si stanno delineando anche delle cure che mi auguro possano arrivare. Sì, ma ho letto, mi scusi, ho letto proprio l'altro giorno il vice segretario della sanità, mi sfugge il nome, una dichiarazione ha detto che se non fanno tutti il vaccino rischiamo 30.000 morti ancora da qui. Ma d'altronde se la gente però non si che vaccina... rivede, oggi pomeriggio c'è stata alla stazione ferroviaria di Padova una dimostrazione degli Novax per bloccare i treni, minacce ovviamente anche al presidente della regione Veneto Zaia, insomma davvero viviamo in un mondo, non ci capisco più nulla. Ecco, lei come vede tutta questa situazione, anche se l'ho interrotta? Io sono sempre per la libertà di espressione e anche per la libertà di scelta e quindi non sono per l'obbligo vaccinale, lo dico in maniera molto chiara e netta, ma con altrettanta fermezza non sono nemmeno per la violenza. Cioè non esiste nella maniera più assoluta che un Novax possa prendere a pugni un giornalista, possa minacciare un medico, possa mettersi sotto casa e minacciare la famiglia di un politico. Non esiste, non esiste. E siccome terrorismo significa terrorizzare qualcuno, anche tutte queste minacce secondo me rientrano in questa casistica. Il governo, il nostro paese deve essere inflessibile. Tu puoi manifestare tranquillamente tutte le tue idee, puoi essere contrario al vaccino e io lo rispetto, ma non esiste che venga fatta violenza verbale o fisica nei confronti di chiunque esso sia. Senta, la democrazia, assessore, credo sia la cosa più bella che ci sia, dunque la libertà di scelta è una bella cosa, però se questa libertà di scelta va a intaccare anche la salute degli altri, non diventa più una libertà di scelta, diventa anche un danno per gli altri e quindi se non c'è, come dice lei, nella mentalità di una parte politica italiana l'obbligatorietà di fare il vaccino, come ne veniamo fuori se tutti non lo faranno? Allora, intanto teniamo conto che i Novax, cioè gente che preconcettualmente è contraria al vaccino, è una percentuale irrisoria rispetto alla popolazione, irrisoria. Il tema è che c'è tutta una parte di grigio, di persone che sono dubbiose, che hanno paura, che hanno difficoltà a farsi il vaccino, che sta aumentando in maniera considerevole. Ecco, lì noi abbiamo fallito, perché invece quella zona di grigio andava convinta e andava loro spiegato quali sono i benefici del vaccino. Lei mi insegna che è stato spiegato, ma è anche difficile far capire a molta gente. No, però è stata fatta una comunicazione schizofrenica. Noi avevamo nella stessa serata, in prime time, tu avevi un virologo che diceva quest'estate non ci sarà più il virus. Allo stesso momento, in un'altra puntata o in un'altra televisione, avevi virologi, attenzione perché ci sarà la terza ondata. Allora, di fronte a questo, è chiaro che il cittadino che non ha gli strumenti scientifici per poter decodificare
rimane basito. Mi scusi, ma è vero quello che dice, però tutti, o quasi tutti, e gli scienziati o pseudoscienziati, chiamiamoli come vogliamo col massimo rispetto, hanno detto che il vaccino aiuta a... certo, ci mancherebbe. Tutti l'hanno detto, quindi questa comunicazione è arrivata a tutti. Poi ci sono le... Però lei pensi cosa è successo con AstraZeneca? O con altre situazioni. Cioè allora ti arrivano i virologi che dicono bene, questo vaccino deve essere vietato a chi ha meno di 50 anni. Ok. Una settimana dopo dicono no, questo vaccino deve essere vietato a chi ha sopra i 60 anni. Cioè, sì. Questa comunicazione a uno che ha dei dubbi, cioè innesta una serie di domande per cui uno dice beh, nel dubbio faccio bene di farlo. Però oggi è tutto vero, però oggi dobbiamo uscirne. E quando ci hanno detto facciamo lockdown, il Presidente della Regione Veneto ovviamente con direttive da Roma diceva bisogna fare lockdown, bisognava chiudere e non si poteva uscire, c'era l'obbligatorietà di non poter uscire. Si può fare l'obbligatorietà anche per il vaccino? Perché si obbliga qualcosa e per il vaccino no? Lei prima ha detto io sono libero, allora perché non ero libero, mi scusi se termino la domanda, anche ad uscire alle 9 di sera se la legge non me lo prevedeva? Ma lei pone una questione che è assolutamente coerente. Il tema è che la libertà di scelta anche da un punto di vista sanitario io credo che sia uno dei grandi risultati che abbiamo ottenuto con la democrazia. Il fatto stesso che noi curiamo tutti, qua in Italia curiamo tutti, sia il ricco che il povero. Non posso cercare di farla finita, devo andare in Svizzera per poterlo fare. Quello è un altro tema che riguarda... L'eutanasia... Ecco, però là siamo in un campo che riguarda l'etica, la religione, i valori, che sono terreni molto, molto scivolosi che toccano la suscettibilità di ognuno di noi. Sul tema del vaccino io sono contrario all'obbligatorietà, uno perché secondo me la libertà di scelta anche sanitaria è un risultato enorme che abbiamo raggiunto con la democrazia, e due perché rischiamo di aumentare i Novax, perché se tu lo imponi con la forza rischi di avere una contrapposizione altrettanto... Ci sono già... ma noi dovremmo invece lavorare... E sono anche molti. Sì, però i Novax ideologici non sono molti. Adesso stanno diventando tanti i Novax per paura, perché hanno dubbi. Ecco, con quelli noi dobbiamo... al contempo però chi usa violenza... con questi non ci deve essere nessuna tolleranza. Di fronte all'evidenza, allora, terapia intensiva di Padova, 17 in terapia nell'arco di ovviamente, uno solo non era vaccinato e aveva più di 80 anni con anche patologie. Oltre l'80% dei terapia è tutto non vaccinato. Allora, capito, di fronte anche a questo... Ma guarda che in America tutti i leader Novax stanno morendo come mosche. Per il Covid. Come si può fare per far capire? Allora, se non te lo spiega la morte, evidentemente queste sono persone che hanno convinzioni ideologiche, non le smuoverai mai. Ho degli amici colleghi in Danimarca, che tra l'altro sono stato a Copenaghen, ho parlato benissimo, avete detto questo, hanno raggiunto l'oltre 70% dei vaccinati, liberi tutti, quindi voglio dire, se il mondo è così io non riesco a capire, ma qui delle volte, per concludere questo argomento marcato, lo facciamo anche apposta, mi sa, si decide una cosa, c'è qualcuno che deve per forza dir di no, in qualsiasi... mi sa che da noi qui in Italia è così. Beh, questo è un paese strano e suggestivo per certi versi, come lei ben sa. No, io credo che ci siano veramente, come dire, delle posizioni valoriali diverse. C'è una parte della politica che è per l'obbligo vaccinale, una parte della politica, e io faccio riferimento a questa, e lo sono per natura. Noi per esempio in Regione Veneto non abbiamo mai adottato l'obbligatorietà vaccinale, ma abbiamo sempre lavorato moltissimo con i presidi sociosanitari locali per coinvolgere la popolazione. Cioè, siamo una delle regioni che, non parlo di vaccini anti-Covid, ma dei vaccini quelli classici, che aveva il 90 e non so quanto per cento di vaccinati. Perché? Perché c'era tutto un lavoro difficilissimo, ma di coinvolgimento delle mamme, dei pediatri, dei medici di base, insomma di tutti i presidi sociosanitari. Siamo riusciti ad avere risultati straordinari. Quando tu forzi la mano su questi temi rischi di avere una reazione uguale e contraria, e non fa bene a nessuno, perché poi cosa facciamo dopo? Andiamo ai carabinieri a strappare i bambini da casa e a farli vaccinare. E quindi marcato per venirne fuori? Allora, due cose: intransigenza nei confronti dei violenti Novax, intransigenza. Vabbè, su questo va bene. Non esiste che facciano. E due, bisogna lavorare molto, intanto cambiare il sistema di comunicazione scientifica alla TV.
Parla uno e parla per tutti, perché se va a parlare in 20 e dare 20 analisi diverse fanno solo confusione. E bisogna coinvolgere tutti, dal Ministero della Salute fino all'ultimo medico di base, devono essere coinvolti nell'approccio con i cittadini. E qui i medici di base hanno un ruolo straordinario, sono loro che devono prendere, hanno gli elenchi loro, hanno gli elenchi. Guardano tutti quanti i loro pazienti, chi è vaccinato e chi non è vaccinato. Chi non è vaccinato lo prendi uno per uno e gli spieghi da medico, tra l'altro sei una persona di riferimento, sei la persona magari che ti segue, che segue la mamma, il papà, lo zio da 100 anni, quindi sei un elemento che uno si affida, anche si fida. E prendi i tuoi e lo spieghi, glielo dici e li convinci, ma con certezze, non con sentito dire, con certezze, e spieghi loro qual è l'opportunità di farsi un vaccino, quanto si rischia di non farlo, questo e lo devono fare i medici di base. Secondo me con questo tipo di comunicazione noi riusciamo a demolire molte paure che ci sono, ma che non hanno motivo di essere. Dopodiché i Novax non li convinceremo mai, ma il Novax ideologico è l'1,5-2% della popolazione, se anche non si vaccina, alla fine della fiera, se si vaccina tutto il resto, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Mica se va a vaccinare l'80% della popolazione sono a posto, basta, io devo convincere quella parte di zona grigia che è dubbiosa, che ha paura. Perché? Perché viviamo in un contesto di paura e perché la comunicazione è stata a volte profondamente sbagliata e fuorviante. Speriamo che accada ciò che lei ha detto. Senta, un'altra tematica, prima di entrare nel tema che riguarda ovviamente lo sviluppo economico della nostra regione. È successo qualcosa di brutto in Afghanistan, no? E oggi io so che seguo lei attentamente tutti i suoi post che lei mette, e in una vignetta ha messo con Salvini, non ricordo bene, 5.000 rotti sbarghi, con la Morcese 38.000, 28.000. Vedete, lei ovviamente ha fatto il disegnetto sarcastico sopra, come intelligente lei com'è. E la domanda che le faccio è: adesso che è successo questo, cosa succederà? Allora, qui siamo di fronte a persone questi sono profughi veri, cioè chi scappa dall'Afghanistan scappa da una situazione di pericolo imminente di vita, e quindi chi scappa per questi motivi deve essere accolto, non c'è dubbio a questo punto, soprattutto i più fragili, quindi donne, bambini, anziani. Dopodiché c'è un tema però che noi non dobbiamo mai perdere di vista, perché anche qui la comunicazione è importantissima. Siccome l'Europa ha dimostrato di non essere all'altezza di gestire tutto il tema dell'immigrazione, appena l'Italia apre un po' a questi non capar vero e dire benissimo, arrangiate. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti, perché un conto è l'accoglienza doverosa nei confronti di chi scappa da guerra o da morte imminente. Un altro conto è passare per Mone, che se è una roba diversa. C'è anche Salvini al governo, quando va in Europa, può parlare anche lui. Anche lui certo, la parola, però l'abbiamo già vista, quindi il fatto di dire accogliamo con leggerezza, dobbiamo stare attenti, perché all'Europa non è vero di dire benissimo, hai dato disponibilità, perfetto, che si arrangi l'Italia, come ha fatto negli ultimi 20 anni. Ma noi non siamo in grado di accogliere il mondo, non siamo in grado, perché si rischia sempre una spaccatura verticale della tenuta sociale. Dobbiamo stare attentissimi a queste cose qua. Allora, intanto noi dobbiamo accogliere quelli che siamo in grado di accogliere, perché fare come abbiamo fatto fino ad oggi, per cui accogliamo migliaia di persone, li buttiamo come dei cani dentro, anzi no, come i cani teniamo meglio, come, quindi dentro gli hub, e dopodiché ce ne freghiamo, e che fine chi fa non importa, no. Vabbè, quindi ci deve essere la gestione dei profughi afghani deve essere una gestione europea. Perfetto. Europea. E l'Europa deve dimostrare se è Europa oppure no. L'ha dimostrato in parte per quanto riguarda gli aiuti economici post-Covid, dice stata, poi lo deve dimostrare anche sull'immigrazione. Senta, ritornando a quello che è successo, Roberto Marcato, in Afghanistan, lei reputa che il presidente americano ha fatto bene a ritirare i propri uomini entro il 31, entro ieri praticamente, da quello Stato? La prima domanda, e di conseguenza le faccio, ed è una domanda che le faccio a titolo personale, quello che succede tra l'ISIS, che succede in quei paesi lì, c'è qualche Stato, qualche governo che li finanzia? Perché dove trovano i soldi per fare quello che stanno facendo? Punto. Allora, intanto la decisione di Biden
è una sberla enorme sul viso dell'ingenuità della sinistra italiana ed europea. Perché la sinistra italiana continua ancora a immaginare che la sinistra americana sia la sinistra europea o peggio ancora comunista. Non è così. La sinistra americana è molto più vicina alla destra europea o italiana. E Biden ha dimostrato ancora una volta che la scelta che aveva fatto prima di lui Obama e poi Trump, lui l'ha perpetuata. Quindi questa non è una scelta che ha fatto. Lui ha portato a termine un percorso iniziato da diciamo Obama che anche e qui, Trump. Anche qui la sinistra non è più una sinistra di una volta, No, però però la maggior parte loro non vedo, si aspettavano. lo so perché lo vedo, mi scusi che apro una parentesi, lo vedo anche a livello politico, certi personaggi che vanno d'accordo con certo, è cambiato, è cambiato tutto. L'estrema sinistra. Però è un male, il provincialismo italiano, della politica italiana, è un male endemico ormai da molti anni. Dopo il crollo delle ideologie noi abbiamo avuto spesso e volentieri organismi politici che, essendo orfani, si aggrappavano ad altre realtà, immaginando che fossero simili. Non è così. Ogni volta usano l'America come esempio. Non è così. Biden ha dimostrato che lui è sulla stessa lunghezza d'onda di Trump e di Obama. Cioè loro volevano dismettere il contingente americano dall'Afghanistan. Lo trova giusto o no? Allora, il dramma vero è che dopo 20 anni che siamo là, questi se ne vanno e in 30 secondi i talebani riprendono in mano Kabul e l'Afghanistan. Mi domando cosa che abbiamo fatto 20 anni là. Cioè l'esercito afghano, ma di cosa si è fatto? Dei guerrieri di Puina? Ma vuol dire, abbiamo speso miliardi e miliardi per formare eserciti, formare governi, combattere i talebani, andiamo via, dopo 30 secondi i talebani ritornano come erano prima e l'esercito afghano si scioglie. Ma che esercito sei? No, per questo che le chiedo se è finanziato da qualche secondo lei è finanziato da qualche paese? Ma i talebani mica vivono, cioè non è che uno di lavoro fa il talebano e Tim McCartney, è chiaro che sono tutti finanziati. L'ISIS è finanziata, ci sono paesi che finanziano il terrorismo e lo sappiamo perfettamente. E c'è la commistione di questo e del fallimento delle politiche occidentali, perché noi eravamo convinti fino a qualche tempo fa che la democrazia si potesse imporre a sberle. Non è così, non è così, perché se qualcuno avesse studiato e si fosse informato anche prima di qual era la condizione dell'Afghanistan vera, si sarebbe accorto che non era un paese diviso fra buoni e cattivi, talebani cattivi e buoni dall'altra parte. C'era una commistione anche culturale. Spesso e volentieri, laddove non c'era l'obbligo del burqa, le donne per convinzione religiosa se lo mettevano senza che ci fosse un'imposizione. Quindi noi abbiamo sempre bisogno di questa visione manichea del nero e del bianco, dei buoni e dei cattivi. Non è così, sono situazioni molto complesse. Quello che rimane, che è una cosa che grida vendetta, è come si è sciolto l'esercito afghano e come è stata gestita l'evacuazione. Quindi che futuro prevede lei? Il futuro che è un presente continuo in divenire, e cioè che purtroppo quelle aree del mondo saranno per noi sempre continuamente un problema. Va bene, invece torniamo a noi. Prima lei aveva accennato l'Europa per via del Covid ci è stata vicina, sono stati bravi i nostri politici, lei magari mi farà un sorriso, però è iniziato da Conte che se ne dica, insomma, poi ovviamente Draghi ha portato avanti il lavoro che aveva iniziato Conte per quanto riguarda il ricevere soldi dall'Europa e ne sono arrivati, ne arriveranno parecchi. E lei deve darsi da fare per ovviamente soddisfare le esigenze dei veneti in un momento dove l'economia, con le cautele del momento ovviamente, sta riprendendo, il PIL sta riprendendo, sembra che l'Italia sia la nazione che ha il PIL più produttivo di tutti, insomma le cose dopo questo 2 anni, una parentesi molto lunga buia, sembra che qualche spiraglio di bella luce si veda. È tutto giusto? Sì, allora, non siamo ancora in grado adesso secondo me di capirlo, dobbiamo però capire se trattasi di un rimbalzo tecnico a seguito di un tracollo importante della produttività del nostro Paese o se stiamo parlando di una ripresa vera e propria, perché sono 2 cose completamente diverse. Cioè, le faccio un esempio molto banale, è chiaro che se lei è costretto a rimanere a casa per 6 mesi e non può andare al ristorante, io non le consento di andare al bar, cioè, appena lo mollo, lei va tutte le sere al ristorante, va tutte le sere al bar.
quel ristorante, quel bar vede il PIL, il proprio prodotto impennarsi. Vado se ho i soldi. Sì, ma per 6 mesi lei di fatto non ha speso, quindi Sì. i soldi li ha. Ma quella è economia vera? No, quella è una reazione a un momento di crisi. Si parla di economia reale quando i fondamentali sono solidi, sani e in ripresa. Quello dobbiamo ancora capirlo. Sta di fatto però che noi abbiamo il rimbalzo, chiamiamolo così, di PIL tra i più forti d'Europa, perché è davvero importante. E la cosa straordinaria è che il Veneto è la regione che sta dando la crescita del PIL più alta d'Italia. Noi siamo intorno al 6% rispetto al 5 e qualcosa della media italiana. Ed è la più forte. E la cosa ancora più straordinaria è che siamo riusciti a chiudere il 2020 assolutamente in linea come decrescita di PIL con la media italiana, perché tutte le analisi ci dicevano che noi avremmo chiuso con una perdita di PIL molto, molto più importante rispetto a quella media italiana. Perché? Perché noi abbiamo nell'export e nel turismo due colonne portanti della nostra economia che sono state di fatto dal Covid azzerate nel 2020. E invece abbiamo chiuso perfettamente in linea e questa è stata la prima buona notizia che dava, come dire, il termometro della tenuta del nostro sistema economico. E adesso siamo quelli che stanno reagendo meglio. Perché? Perché il sistema produttivo delle PMI venete è un sistema sanissimo. Leggo 7 milioni e mezzo di euro per l'imprenditoria femminile, donne che decidono di fare impresa, 3 milioni di euro per i giovani che vogliono fare impresa, settore artigianato, industria, commercio e servizi. I giovani devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, poi 60 milioni di euro per concedere finanziamenti agevolati alle imprese colpite dalle crisi del Covid-19. Ci racconti un po' questi passaggi che sono passaggi importanti perché sommati sono tanti soldi, insomma. Guarda, io sono abituato a prendere decisioni dopo aver studiato. I dati ci dicono, ahimè, che a patire di più il Covid dal punto di vista economico sono stati i giovani e le donne. E allora mi è sembrato giusto dedicare 2 interventi esattamente ai giovani e alle donne. 2 interventi a fondo perduto, proprio per aiutare le imprenditrici e i giovani imprenditori a fare impresa. Qua mi tolgo un sassolino alla scarpa perché poi nei social... Tengali il sassolino con la pubblicità così non vanno via. Perfetto. I nostri telespettatori. A tra poco rimanete con noi.